Pensa che un po' in tutti i territori della nostra penisola la diffusione del contagio e anche lo stress che ne consegue sul sistema sanitario nazionale hanno ormai raggiunto livelli preoccupanti. L'indice RT, che come sapete segnala il numero medio di infezioni che vengono trasmessi da ogni malato, ha raggiunto la soglia critica di 1,5. L'elevato numero di persone positive al Covid ieri ha sfiorato la misura di 20.000 persone. Questo rende anche sempre più difficoltose le medesime operazioni di tracciamento. Il Governo si è dato un obiettivo chiaro. Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica. Solo in questo modo, infatti, riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Gestire la pandemia significa permettere al nostro sistema sanitario di offrire una risposta efficiente, garantire cure, ricoveri adeguati a tutti i cittadini. Significa anche scongiurare un secondo lockdown generalizzato, come quello che è accaduto e avvenuto in primavera. Il Paese non può più permetterselo. E significa anche tutelare la salute, ma al contempo preservare l'economia. Dobbiamo evitare, infatti, di ritrovarci nella condizione di dover scegliere tra l'una o l'altra. Dobbiamo fare il possibile per proteggere insieme la salute e l'economia. Di qui la necessità di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle sin qui applicate. Il premier Giuseppe Conte ha affermato e illustrato le misure nel corso di una conferenza stampa da Palazzo Chigi. Il provvedimento sancisce di fatto un lockdown parziale dell'Italia e secondo medici di base e medici ospedalieri è l'ultimo tentativo. Se le misure non funzioneranno, il lockdown sarà inevitabile. Queste le misure principali previste dal DPCM. Didattica a distanza per le scuole superiori anche al 100%, chiusura alle 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie, poi stop a palestre, piscine, sale di teatro e cinema. A differenza della prima bozza, i locali potranno però stare aperti la domenica, come richiesto dai governatori. Le nuove misure saranno in vigore da questo lunedì. Le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sono consentite dalle 5 del mattino sino alle 18 del pomeriggio. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti d'orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati. Nelle scuole superiori sarà possibile portare la didattica a distanza, anche al 100%. Adesso a decidere dovranno essere le autonomie scolastiche e saranno i presidi. A decidere la quota di DAD, da questa cifra vanno salvaguardati gli alunni e la disabilità e i BES, ovvero i bisogni educativi speciali. Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse, stop a palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Sospese anche le feste dopo i matrimoni. Il DPCM prevede la chiusura degli impianti sciistici. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, gli impianti sono aperti agli sciatori però amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato Tecnico Scientifico, rivolte ad evitare aggregazione di persone e in genere assembramenti. La versione definitiva del DPCM raccomanda fortemente di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici oppure privati, salvo che per esigenze lavoratori, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Rispetto all'ultima bozza, tuttavia, salta la specifica secondo cui era raccomandato di non spostarsi dal comune di residenza, domicilio o abitazione.